Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Un pomeriggio e benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta. In questa prima parte siamo assieme a Cristina Brandolini, che è la Presidente Provinciale dell'Ordine degli Infermieri, e a Tiziana Tomasoni, che è la Vicepresidente dell'Associazione Familiari Sofferenti Psichici, che ringrazio entrambe per essere venute nei nostri studi, con le quali affronteremo una problematica piuttosto delicata, che è assurta agli onori della cronaca nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, anche in seguito ad una serie di vicende appunto di cronaca che hanno visto vittime personale sanitario. Qual è l'argomento della nostra chiacchierata? Il fatto che molto spesso, compresi anche noi giornalisti, è inutile che ci tiriamo fuori, molto spesso quando si attribuisce la responsabilità di questi episodi a persone affette da determinate problematiche, forse lo si fa con eccessiva facilità, con troppa, e in ogni caso quasi sempre senza alcuna delicatezza. Quindi noi sentiremo non entrambe le parti, perché non è che le due parti siano contrapposte, ma cercheremo anche di discutere proprio di questo aspetto della vicenda. Se Cristina me lo consente, io però inizierei con Tiziana Tomasoni per parlare un pochettino anche dell'associazione, che è nata 35 anni fa, se non mi sbaglio. Esatto, allora molto felice di parlarne, grazie per questo spazio importantissimo. L'associazione è l'Associazione dei Familiari Sofferenti Psichici di Trieste, Noi Insieme, nasce appunto nel 1988 e si occupa di sostenere utenti e familiari che hanno un disturbo di malattia mentale e i loro familiari. Facciamo rete con tutte le associazioni di familiari della regione. Siamo un'associazione strenua sostenitrice della legge 180 e abbiamo sempre intrattenuto con le istituzioni, con la nostra azienda sanitaria locale, dei buonissimi rapporti di collaborazione, di sostegno reciproco, e soprattutto siamo associati all'UNASAM, che è l'Unione Nazionale delle Associazioni di Salute Mentale e non solo di tutta Italia, è rappresentata dalla signora Gisella Trincas, che sta in Sardegna, attivissima e che ci rappresenta appunto tutti. È un'associazione molto importante per chi ci vuole venire a conoscere. Siamo in via Madonnina 15/B, è importante per le famiglie. Io da quando ho conosciuto l'associazione, diciamo pure che la mia vita sia cambiata. Quindi questo è il mio appello e invito tutti. Che tipo di supporto l'associazione può e riesce a fornire? Assolutamente, è un'associazione di mutuo autoaiuto e cerchiamo in ogni caso di sostenerci fra di noi, che è la cosa fondamentale, però anche di cercare nella nostra città sostegni di qualsiasi tipo, cioè noi cerchiamo di informarci per poi informare i nostri familiari, e informarli su nuove leggi che possano uscire, e cerchiamo di capire come funzionano i centri di salute mentale, dei quali poi parleremo più ampiamente. Cerchiamo di capire quali sono le possibilità per i nostri cari di lavoro, di abitabilità, di socialità, di sport, di attività sportiva e ricreativa, perché in salute mentale sono tutte cose essenziali. Quindi mutuo autoaiuto, direi. Poi torniamo eventualmente anche sulla cosa. Allora, Cristina, verrebbe da chiedere che cosa sta succedendo, cioè questi episodi si stanno moltiplicando, magari esagerando, comunque ce ne sono sempre di più. Quindi il problema oggettivamente c'è. Perché c'è il problema? Ma allora il problema c'è ed è un problema a livello globale. Ecco, sappiamo che sicuramente le condizioni sociali, il periodo pandemico
crisi economica in qualche modo impattano anche sui comportamenti delle persone, ecco, quindi sappiamo che le solitudini sono in aumento, abbiamo tanta comunicazione virtuale, ma poi nella realtà diciamo la profondità, i legami sappiamo che sono fragili, ecco. C'è il discorso economico, sono tutti quelli che sono i determinanti un po' della salute che vanno in qualche modo, dobbiamo considerare per leggere poi i fenomeni, no? Ovviamente quello che mi preme di sottolineare, e vi ringrazio e sono anche molto contenta di essere qui appunto con la Tiziana Tommasoni per l'associazione che rappresenta, per il fatto appunto che è una persona esperta anche di cosa vuol dire il carico dei familiari, ma anche conosce i nostri servizi. Parlo perché io, oltre ad essere presidente di un ordine, poi sono un operatore, sono un'infermiera da tanti anni nella salute mentale, no? Ecco, però tornando a questo fenomeno, ecco, è un fenomeno che dobbiamo contestualizzare, quindi capire che non tutte le persone che agiscono in un certo modo hanno un problema psichiatrico o un problema di salute mentale, che la violenza in quanto tale non necessariamente, non sempre fa parte di un problema di salute mentale. Se così fosse il mondo sarebbe... Esatto, quindi bisogna fare sempre molta attenzione a contestualizzare. Sappiamo che c'è tutta una letteratura, ci sono studi recenti anche del Ministero della Salute, insomma, che ci dicono che questi episodi, appunto contestualizzandoli, si va poi a vedere come in molti casi, almeno per quello che è la nostra esperienza, sono persone che non riescono a esprimere appunto dei bisogni, ma in non poche situazioni, ad esempio sappiamo che sono persone che possono anche essere sotto l'effetto di sostanze, quindi ci sono tutta una serie di criteri che devono essere tenuti conto. Poi c'è anche ovviamente il problema del personale, che sappiamo essere ridotto di questi tempi non solo nei servizi di salute mentale, ma in tutto il mondo sanitario, un personale che ovviamente ha subito e ha come dire, provato anche da anni di carichi di lavoro, ecco, e deve farsi carico in molte situazioni, pensiamo anche alle situazioni del pronto soccorso, no? di situazioni che diventano poi difficili da gestire quando si è pochi, quando non si riesce a dare una risposta, a leggere un bisogno e a dare una risposta che richiede tempo. Volevo chiedere questo, poi dopo ci addentriamo di più nello specifico, però siccome questo tipo di episodi può essere in qualche modo collegato in maniera indiretta, mi rendo conto, però ad episodi che riguardano anche altri ambiti, nel senso che sappiamo che in alcuni casi ad essere aggrediti sono anche, non so, insegnanti, eccetera. Mi rendo conto che può essere un'analisi molto superficiale, però è anche vero questo, che purtroppo nel caso appunto vostro, nel caso degli insegnanti, eccetera, è anche vero che in una realtà dove non si riesce, come ha detto lei, a parlare con un responsabile, perché la nostra è una realtà fatta di risponditori automatici, di determinate frustrazioni, poi può anche essere vero che si scatenano nei confronti dell'unica persona che rappresenta il front office, l'istituzione, e quindi nei suoi confronti scatta una rabbia che cova da tanto tempo. C'è anche questo, secondo me, ripeto, può essere un'analisi... È una lettura anche corretta, però poi attiene ovviamente a quell'operatore, a quel professionista, possedere degli strumenti per fare, come dire, una lettura anche veloce di chi è l'interlocutore, certo. No? E poi attiene tanto, ecco, perché ad esempio anche i dati che ha pubblicato recentemente il Ministero della Salute, c'è questo osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti e le professioni sanitarie,
loro hanno evidenziato che maggiore l'esperienza dei professionisti, minore, capisce? Ecco, quindi sono delle tecniche. Adesso l'evento, come dire, infausto può capitare a tutti. Ecco, abbiamo visto recentemente anche l'episodio di questa sfortunatissima psichiatra, ecco, drammatico come evento, ecco, e quindi non è un voler minimizzare, no? Però è un voler proprio porre l'accento sull'importanza, ecco, cioè sono fenomeni che non si possono semplificare, devono essere affrontati proprio nella loro complessità. E anche, no? Immagino, nella loro unicità. Nella loro unicità, appunto, nei singoli casi, quindi contestualizzando, e richiedono proprio quindi un approccio molto attento, no? Delle istituzioni, dei professionisti, deve esserci tutto un insieme. Ecco, visto che c'è questa attenzione, è bene anche poi affrontare in un certo modo. Che cosa non so, sul verbo potremmo anche metterci d'accordo, nel senso, che cosa vi infastidisce, che cosa vi disturba quando, immagino, sentite alla televisione, alla radio, o anche quando leggete la persona seguita dal centro di igiene mentale? Allora, quello è il marchio. Diciamo questo, che noi familiari, quando veniamo a sapere, a sentire di queste tragiche notizie, stiamo malissimo. Sì, immagino. Ma stiamo malissimo perché? Perché pensiamo che tante di queste situazioni violente si potrebbero evitare. Perché la persona affetta da disturbo mentale, prima che temuta, va curata. Va curata, e io metterei la soluzione del problema veramente in quest'unica parola, nella cura, va curata. Perché la malattia mentale, io sono madre di un figlio, è complessa, la viviamo ogni giorno sulla nostra pelle, abbiamo dei carichi che chi non ha provato non sa neanche immaginare. È complessa perché? Intanto è circostanziata, nel senso che ogni paziente ha la sua cura, la sua terapia riabilitativa, ha la sua terapia farmacologica, psicologica. È complessa perché riguarda sia la sfera della medicina che la sfera sociale. È costante perché, ahimè, potrebbe durare anche tutta la vita. Di fronte a una malattia così complessa e una conseguente cura che è necessariamente complessa, oggi tutto questo non lo si può fare, nel senso che abbiamo dei servizi che sono mortificati, uso questo termine perché è quello giusto da usare in questi casi, in un servizio organico, personale ridotto praticamente, pericolosamente ridotto al minimo. Noi abbiamo bisogno di un adeguato, come ha detto Cristina, numero di risorse adeguatamente formate. Abbiamo bisogno di presidi sanitari, di centri di salute mentale solidi, di prossimità, aperti, accoglienti, che non siano soltanto dei distributori di farmaci. Sì. Abbiamo bisogno che in questi centri di salute mentale ritornino le belle buone pratiche che hanno fatto conoscere Trieste in tutto il mondo per quanto riguarda la salute mentale. Ci sono. Noi siamo solidali col personale, con gli operatori sanitari, perché ce la stanno mettendo a tutto. Siamo solidali oltre che per le aggressioni che, ahimè, a volte accadono, ma anche per il carico di lavoro che riescono a portare avanti quei pochi superstiti che sono rimasti. E quindi siamo solidali con loro perché è un problema enorme. Esempio eclatante, parlo proprio per esperienza personale, il centro di salute mentale di Via Gambini. Ne abbiamo 4 cittadini. In Gambini da più di un anno la funzionalità è stata ridotta a 12 ore anziché 24. Questo cosa vuol dire? Che un malato, se ha bisogno di un ricovero notturno, non può più usufruire del suo centro di salute mentale di riferimento, quindi viene spostato o a Domio, a Maddalena o a Barcola o addirittura in diagnosi cura, dove invece si curano le acuzie. È vergognoso, è scandaloso, uso dei termini un po' pesanti, ma è così, perché un centro di salute mentale deve
essere assolutamente aperto sulle 24 ore, il sabato e la domenica sempre, perché non è possibile il contrario. Deve essere di prossimità, deve essere vicino, aperto, accogliente, spazi d'ascolto, personale non disaffezionato come stiamo vedendo in questi tempi. E quindi questo è il nostro appello. Noi abbiamo bisogno di questi presidi che sono fondamentali e l'abbiamo fatto presente anche come associazione di familiari, perché è il nostro ruolo, le dicevo prima, quello di stimolare come dire, risposte e proposte, ma soprattutto risposte. Quest'estate ci siamo recati dal nostro direttore generale, il dottor Poggiana, ci ha ascoltati, ci aveva garantito, mi sembra all'epoca erano 6 infermieri, oggi come oggi saranno il doppio necessari per poter riaprire il centro di salute mentale di Gambini sulle 24 ore. A marzo purtroppo ci siamo visti costretti a fare un sollecito al nostro intervento e ancora non abbiamo avuto risposta. Ci dispiace, siamo rammaricati nel non vedere che ci sia, come dire, la sensibilità, la disponibilità, non so come definirla, da parte anche dei nostri decisori, di quelli che dovrebbero venire incontro a queste esigenze che ci sono, e ci sono sempre di più, perché la pandemia, tutti ormai lo diciamo, ha provocato un aumento del disagio psichico esponenziale, non soltanto in età adulta ma anche in età evolutiva, e questo ci preoccupa tantissimo, e ci chiediamo come sia stato possibile non prevedere queste conseguenze. Sì. Come dal vostro punto di vista la situazione? Beh, allora, come ordine degli infermieri noi abbiamo segnalato, ovviamente, io ho avuto delle interlocuzioni anche con il dottor Poggiana, insomma, sia sulla situazione degli organici, di cui ovviamente l'azienda è informata, sia come attenzione su quelli che sono diciamo, gli infortuni, le aggressioni, ecco, ma non soltanto, pensiamo anche agli altri ambienti di emergenza, ai colleghi soprattutto, ma anche nei reparti, ma è pronto soccorso. Ecco, quindi sappiamo che l'azienda è attenta sicuramente sul discorso delle aggressioni, abbiamo parlato anche con il responsabile della sicurezza, ecco, quindi c'è attenzione, anche dei protocolli in caso di certo, ci sono che, protocolli, vengono valutati, riaggiornati, ecco. Purtroppo il discorso sappiamo anche che il personale, per tutta una serie di vicissitudini, di convergenze storiche, mi viene da dire, proprio storiche anche delle organizzazioni, sono state delle code di uscita anche di professionisti, parlo del mio profilo dalle aziende, anche dai servizi di salute mentale, per cui si è reso necessario intervenire proprio in urgenza. Poi la pandemia ha fatto anche il suo, pensiamo alle persone sospese perché non vaccinate, pensiamo ai colleghi che si infettavano con il Covid, per cui ecco, è stato un periodo sicuramente che ha sfidato, che ha messo alla prova i servizi. Ecco. L'attenzione c'è, è massima, e noi appunto anche come ordine, proprio per quello che è il nostro mandato, rappresentiamo sia la professione, abbiamo il mandato appunto di garantire la qualità e la sicurezza degli interventi degli infermieri in tutti i contesti di cura, ma anche di verificare che le cure siano appunto garantite da parte delle organizzazioni, che il cittadino riceve il trattamento migliore, per cui siamo anche vicini e collaboriamo con quello che sono le associazioni presenti nel territorio, in questo modo, in questa situazione specifica appunto con l'UNASAM, perché sappiamo essere molto attivi. Ecco. C'è attenzione su questo sicuramente al massimo, abbiamo visto anche i colleghi non soltanto del centro di Via Gambini ad esempio, ma anche del servizio psichiatrico in questi giorni, proprio a seguito degli infortuni, ecco, hanno chiesto anche degli incontri loro stessi con le organizzazioni sindacali,
sindacali, proprio segnalando il fatto che la chiusura di un servizio in qualche modo è andata a impattare non in modo irrilevante anche su quello che è il carico di lavoro poi di un servizio com'è un servizio di diagnosi e cura, no? Quindi c'è un'attenzione sicuramente e un confronto costante con le organizzazioni. Da questo punto di vista qua vorrei rassicurare sia ovviamente i familiari ma anche tutti i cittadini, insomma, che possono anche avere percepito che ci sia in qualche modo un abbandono dei servizi che in realtà sono vivi e attivi con tutte le difficoltà del momento, ecco, che molto probabilmente saranno temporanee, ecco, però ce l'auguriamo. Senta Tiziana, qual è è un po' delicata come domanda, mi rendo conto, quindi qual è lo stigma peggiore che la famiglia di una persona affetta da questi problemi deve affrontare? Beh, direi che lo stigma peggiore comunque è quello di capacitarsi, quando uno, a parte che la famiglia intanto inizialmente se ne deve rendere conto, non è facile, non è una cosa così immediata, gli stessi familiari più vicini inizialmente non sanno che cosa fare, non si rendono conto e poi una volta capito il problema ci si muove. Noi abbiamo la fortuna di essere in una città molto ben attrezzata, quindi io anche personalmente ho avuto delle buone risposte. Certo che il familiare è fragile, il familiare è molto sensibile e in tanti casi soffre di solitudine, soffre di esclusione sociale, è quasi inevitabile, è brutto, però è così, è ancora così. Quindi si figuri un genitore di riflesso cosa può soffrire. Sì. Tra virgolette, e quindi lo stigma è una cosa che ancora c'è, per la quale stiamo sempre facendo grandi lotte. Le famiglie dovrebbero a loro volta uscire più allo scoperto dalle zone d'ombra, chiedere aiuto e parlarne. Volevo solo riallacciarmi un secondo alla pratica, a una bellissima pratica che abbiamo perso negli anni. Proprio a proposito anche delle aggressioni, anche noi familiari in casa non siamo sempre così tranquilli, sì. No? E avevamo un servizio che si chiamava STID, era una mini equipe, in caso presenza di acuzie, di crisi, noi non chiamavamo la polizia, chiamavamo il nostro centro di salute mentale, collegato con diagnosi e cura, ci mandava una mini equipe che veniva in casa e che quindi era in grado di evitare sicuramente la presenza della polizia, ricoveri presso il CSM, Centro di Salute Mentale, ricoveri presso diagnosi e cura e soprattutto TSO, trattamenti sanitari obbligatori. La tempestività, la professionalità di questa mini equipe composta, era un infermiere, un tecnico della riabilitazione, forse anche lo psichiatra, evitava, e sul TSO tra l'altro, apro e chiudo la parentesi, e Cristina forse mi potrà anche confortare, sono in aumento, sono stati in aumento e questo è un indice negativo per la nostra regione. Più TSO abbia trattamenti sanitari obbligatori implica il fatto che c'è meno ho capito cosa intende. Meno attenzione a evitarli. Ho capito. Eccolo. Sì, i trattamenti sanitari obbligatori in genere a livello nazionale sono considerati degli indicatori negativi, diciamo, di funzione dei servizi di salute mentale. Più salgono, minore, diciamo, un indicatore immediato di funzionamento. Insomma, diciamo. Tanti ne fai, vuol dire che non hai tanti strumenti per prevenire. No? Ecco. Mi scusi se glielo chiedo ancora, sì. Immagino che all'interno stesso della famiglia poi ci sia lo stigma, no? Potrebbe esserci anche all'interno della famiglia, non tutti i casi sono uguali, però potrebbe esserci anche all'interno della famiglia e quindi questo ci si deve lavorare perché anche l'associazione anche a questo serve, come dire, uscire dalla zona d'ombra, sapere che non sei solo, sapere che
e le cose possono migliorare, perché possono anche migliorare, non è che sono sempre... E sì, c'è... però rimane sempre un fattore sempre di grande sofferenza, cioè c'è chi la vive di più o di meno, però è sempre un fattore di grande sofferenza. E niente, diciamo che sicuramente c'è stato negli anni c'è stato un miglioramento, però c'è ancora anche nella nostra bella Trieste, che ha visto una rivoluzione unica al mondo. Diciamo che meno rispetto, credo, forse perché ormai la gente si è fatta anche, è quasi abituata, no? A vedere magari anche per strada, sì. Vede persone che le noti, si notano, però non ci si gira più di tanto. Però ci sono altre situazioni, altre città dove c'è di più sicuramente, dove viene additato, viene proprio stigmatizzata la persona che soffre. Anche in questo caso sono argomenti delicatissimi, dove voglio dire ogni caso è a sé stante, quindi non c'è una regola. E poi dopo è anche vero una cosa, io insomma con mio papà ho avuto un altro tipo di problemi, però è anche vero che ogni decisione che viene presa non deve essere secondo me criticata, nel senso perché proprio essendo ogni caso uguale solo a se stesso, non c'è una regola, e quindi può essere che qualcuno decida di chiedere aiuto subito, di chiedere aiuto dopo, di non chiedere aiuto perché pensa di farcela. Non si può dire non si può forzare. Non si può forzare, e credo che questo sia un problema abbastanza che viene fuori, insomma. Sì, io volevo, riagganciandomi solo velocemente allo stigma, ricordare che lo stigma non c'è soltanto tra i familiari o nella popolazione, ma sappiamo che lo stigma è molto presente all'interno del personale sanitario. Questo lo dice la letteratura scientifica. E purtroppo un po' il modello biomedico molto forte ancora nelle nostre realtà, ma a livello globale, un po' questo stigma che è presente appunto tra il personale sanitario fa sì che poi ci sia appunto la paura della persona che ha un disturbo, un disagio, una sofferenza psichica, perché molto spesso il pregiudizio è malattia mentale uguale pericolosità, violenza, aggressione, oppure anche quando non c'è la malattia mentale, il fatto di non saper leggere determinate situazioni immediatamente le fa catalogare come psichiatria. Pensiamo all'anziano che si agita, l'anziano che ha un problema cognitivo, dementigeno in un reparto, piuttosto che una persona che ha un incidente stradale, ha delle problematiche neurologiche, neurochirurgiche gravi, no? Ecco, allora immediatamente questo stigma all'interno ma anche verso proprio il personale della salute mentale. Storicamente il personale della salute mentale erano quelli che erano un po' gli scarti, no? Andavano a lavorare in psichiatria quelli che erano un po' considerati, no? Ecco, quindi bisogna lavorare ancora tanto anche su questo, no? Perché come noi curiamo, come noi interveniamo, cioè i messaggi che diamo, no? Di cura, di speranza, di recovery, direbbero chi si intende di servizi di salute mentale, partono e vengono veicolati proprio dal personale sanitario, no? Poi ci sono i media e su quello magari potremmo vederci anche un'altra perché volta, è una funzione molto importante anche la vostra, sicuramente. Allora, chiudiamo questa, siamo andati già oltre, ma vabbè, non fa niente. Ringrazio Cristina Brandolin, Presidente Provinciale dell'Ordine degli Infermieri, e Tiziana Tomasoni, che è la Vicepresidente dell'Associazione Familiari Sofferenti Psichici Noi Insieme. Grazie davvero, buon lavoro ad entrambe, magari se credete possiamo anche continuare a vederci ogni tanto proprio per analizzare ancora di più il problema. Pubblicità, poi cambiamo argomento e conduttore. Buonasera a tutti, in questo secondo spazio di Trieste in diretta parleremo con Francesco Scarelli, docente al Master in Comunicazione della Scienza alla Sissa. Buonasera intanto, benvenuto a Trieste in diretta, grazie di essere qui.
Abbiamo invitato Francesco Scarel per parlare di varie iniziative, una delle quali concluderà il Festival dell'Acqua di Staranzano, che andrà in scena dall'11 al 14 maggio, una bella iniziativa dedicata proprio all'acqua in tutte le sue sfaccettature, propone contenuti a carattere storico, scientifico, insomma ambientale, relativi sempre all'acqua, e la conclusione proprio di questo festival, la giornata del 14 maggio, sarà con questa iniziativa, in particolare con un video che vedremo fra pochissimo. Ma intanto volevo chiedere a Francesco Scarel un pochino di presentarsi, qual è la sua attività, insomma come nasce l'interesse per questi temi, perché non c'è solo l'acqua, fra poco parleremo anche di fuoco, di incendi e di piante, quindi un po' la natura a tutto tondo. Sì, allora io sono scienziato di formazione, ho un dottorato in chimica organica e nanotecnologie, e poi mi sono interessato alla comunicazione della scienza. Ora appunto insegno al master che c'è alla Sissa, e in particolare mi occupo di fare comunicazione scientifica attraverso linguaggi artistici, e quindi sì, faccio curatele o anche invento progetti che in qualche modo mettono insieme questi due mondi, che secondo me hanno molto in comune. Una cosa è la passione per la ricerca, sia scienziati che artisti, certo, sono ricercatori, e quello che faccio qui in regione, sul territorio, è promuovere proprio intersezioni interdisciplinari fra queste due entità. E niente, credo che sia un qualcosa che in qualche modo sia molto necessario, perché bisogna mescolare i linguaggi, e solo attraverso questo tipo di progetti si possono, perché no, trovare nuovi sentieri, aprire nuove porte anche di ricerca. È chiaro, quindi c'è bisogno, insomma, di questo approccio tra varie discipline, no, diverse. Il Festival dell'Acqua si occupa in particolare appunto dell'acqua, abbiamo detto, prendendo spunto, un motore, ecco, possiamo dire così, anche dal cambiamento climatico, da tutti i problemi, no, che ha questa importantissima risorsa del nostro pianeta. Io andrei a vedere subito il video che ha realizzato appunto il nostro ospite Francesco Scarel, e poi lo commentiamo e spieghiamo insomma un pochino di che cosa si tratta. Vediamolo insieme.
Ecco, questo era il video con i suoni, sono suoni originali, proprio quelli che avete pescato in qualche modo, sì. Erano pescatori di suoni, davvero. Sì, il progetto infatti parte da uno dei principali problemi che abbiamo insomma, nei nostri mari, nei nostri oceani, che è l'inquinamento acustico sottomarino. E adesso, al giorno d'oggi, non esiste un luogo sotto i vari mari, oceani, che dove non sia presente un rumore antropico. E quindi è un modo per parlare di questo problema. In questo caso gli scienziati vanno, per esempio l'ARPA va con le proprie imbarcazioni, con l'idrofono, che è uno dei microfoni che abbiamo utilizzato anche noi, sì, a pescare questi suoni, a registrare sott'acqua, e hanno un archivio, no? E quindi c'è un monitoraggio, diciamo, di questo problema in tutto il litorale, da qui fino giù in Dalmazia, e quindi niente, è un modo per parlarne, e quindi perché no trasformarlo in un concerto che sarà appunto il 14 alle ore 21 a Staranzano, sì, e sarà in quadrifonia, quindi saranno 4 casse, diciamo il pubblico sarà in mezzo, e verrà presentato anche qualche immagine di repertorio che abbiamo girato. Ne avete fatto un'opera d'arte in qualche modo, quindi siete riusciti a trarne appunto un qualcosa di bello, no? Da presentare ad un pubblico. Il problema però dell'inquinamento acustico forse è poco conosciuto dalla maggior parte delle persone anche che ci stanno ascoltando, può creare anche problemi insomma all'ecosistema marino. Sì, assolutamente, è una questione proprio il suono in acqua si propaga molto più lontano, e quindi raggiunge anche luoghi lontani da dove è prodotto, e sostanzialmente disturba la comunicazione tra pesci e mammiferi sottomarini. Ecco. E quindi questo inficia un po' sul loro modo di riprodursi, sul modo di comunicare, di orientarsi, per non parlare di, per esempio, i famosi air guns, che sono quei device che vengono rilasciati, diciamo, sull'oceano e sparano delle cannonate d'aria sotto per vedere come è fatto il terreno. Sostanzialmente sono delle sonde, no? Certo. Questi sono molto, se passa sotto un cetaceo comunque viene ferito anche mortalmente, quindi mamma mia, ci sono delle cose, però ovviamente non è che magari è anche necessario farlo, questo non è che non sta a me dirlo, però è importante capire che c'è questo problema. Che esiste il problema, esatto, che non è così universalmente noto, insomma, secondo me. Poi ci si concentra su altri problemi che sono altrettanto gravi, no? Sappiamo tutti ormai il problema delle plastiche, dell'inquinamento, esatto, di altro tipo, però quello acustico, insomma, forse viene... Sì, mattone dopo mattone alla fine si crea un gran problema, poi ovviamente, ma ci sono delle ricerche anche, per esempio, per fare delle eliche che muovono le navi che sono meno rumorose, ecco, no? Quindi c'è questa volontà, quello sì, c'è ricerca. Ecco. C'è ricerca in questo senso, in questo campo. Quanto tempo ci è voluto per realizzare questo video? Siamo usciti un paio di volte lì in laguna, e forse ne usciremo ancora una prima del 14. E poi insomma è stato fatto il processo, diciamo, di costruzione dei suoni, è appunto fatto da questi ragazzi che si chiamano Organic Audio, sono di Udine, e loro anche realizzano dei microfoni loro che sono anche subacquei, e quindi sono secondo me degli artisti che fanno questo in regione, registrano in luoghi remoti, fanno quello che si dice field recording in inglese. Quindi insomma loro hanno almeno 3 settimane di lavoro sicuro. 3 settimane di lavoro circa, è sicuramente un bell'impegno, e verrà appunto, ricordiamolo, presentato il 14 maggio a Staranzano all'interno di questo Festival dell'Acqua, proprio per raggiungere poi fasce di pubblico anche diverse, no? Si spera. Sì, è un modo di fare comunicazione in questo modo, aggiungendo, diciamo, il linguaggio artistico, è proprio anche l'intento è quello, no? Di raggiungere pubblici diversi, più ampli, e accompagnare quello che si fa, perché spesso l'arte in sé, lasciata da sola, è incomprensibile come un'equazione di fisica teorica, quindi bisogna un attimo... C'è l'arte, poi va anche spiegata, in qualche modo, comunicata, no? Non è che deve essere spiegata, anzi. È un bene che a me magari sia.
che lo sia, per anche veicolare insomma, un certo tipo di messaggio, giustamente. Allora, non è l'unico appunto, non è l'unica realizzazione che lei ha fatto insomma in questa sulla natura, ha preso spunto anche da un altro fatto che abbiamo seguito molto anche noi, che è stato quello degli incendi boschivi sul Carso quest'estate. La scorsa estate è stato davvero un momento drammatico per tanti versi, per tanti aspetti. L'abbiamo seguito noi dal punto di vista appunto della cronaca, il lavoro insomma per avere ragione di questi incendi. Da che punto di vista l'ha studiato in qualche modo? Il dopo, no? Si è occupato del dopo incendi. Sì, mi sono occupato della memoria, del mantenere la memoria di quello che è accaduto, che spesso si tende a dimenticare subito dopo un anno. No? Quindi in realtà dopo gli incendi, le settimane successive, sono andato all'interno delle zone appunto quali possiamo vedere. Ecco, qua ci sono già delle immagini, delle altre immagini che sono state sempre realizzate e montate da lei. Sì, esatto, queste sono delle scansioni 3D appunto, fatte peraltro con fotogrammetria e con lo smartphone. Con lo smartphone addirittura, quindi... Sì, è stato fatto così come un esperimento mio personale. Andavo a passeggiare e mi sono visto questo scenario che era ultraterreno, era una cosa strana, c'era un odore di dolce, era tutto nero, grigio. E quindi ho realizzato queste scansioni e poi ho scoperto che altre persone hanno fatto delle ricognizioni di questo tipo e abbiamo messo insieme un po' le cose. E, uno è un docente di media arte a Vienna, che è di Trieste, lui si chiama Stefano D'Alessio, e poi grazie a Giacomo Bonpan, che è un collaboratore che abbiamo creato proprio la realtà virtuale e che sarà quindi dentro un visore dove si potrà camminare in 5 metri quadri. E mentre si cammina ci si avvicina a certi oggetti e si può ascoltare un po' le testimonianze audio delle persone che erano lì, che hanno subito e quasi perso la casa. No? Infatti, perché anche noi insomma, abbiamo raccolto queste testimonianze ed erano davvero toccanti e drammatiche. Insomma, poi ci sono tanti aspetti, no? Il fatto di rischiare di perdere tutto, di perdere la casa, anche la volontà poi di mettersi all'opera, di lavorare, di aiutare chi per professione lo fa, quindi tanti volontari poi all'interno delle squadre. Transfrontaliera. Una collaborazione molto intensa. In quei giorni là, secondo me, proprio il confine non esisteva. Non esisteva. E questa cosa è da memorizzare e soprattutto farne tesoro, perché il rischio c'è, il cambiamento climatico è in atto e la siccità che ha preceduto le fiamme era durata più di un mese, no? Quindi c'è tutto un discorso che è di prevenzione del rischio e quindi bisogna parlarne di questo. Bisogna parlarne anche perché insomma è vero che questo mese d'aprile è stato un pochino più piovoso rispetto a quello dell'anno scorso, però la situazione potrebbe ripresentarsi, no? Ormai siamo abituati, ci stiamo abituando a questi cambiamenti che sono dei veri e propri cambiamenti, no? Delle mutazioni di quello che è lo scenario abituale. Insomma. Li vediamo e appunto questa è un'occasione per anche proprio implementare anche la collaborazione proprio tra due stati in questo caso, cioè proprio a livello legislativo. Contro diciamo, il nemico comune in quel caso, no? È anche un bene comune, il Carso. E per salvaguardare, ha fatto tanti danni, no? Questa serie di incendi, perché poi non era soltanto leggevo 4.000 metri in generale di zone bruciate, e una perdita di biodiversità soprattutto molto importante, quindi si pensa che sarà ripresa fra 10 anni. Ci vorranno tanti anni, e questo che impressiona poi soprattutto e colpisce che abbiate intitolato Memorie, c'è nelle memorie questo video in 3D proprio per far ricordare, no, quello che c'era prima e quello che si vorrà recuperare in qualche modo, no? Però non sarà facile recuperare. No, anzi, sono memorie, sono nere, cenere memorie. Infatti. E sono come le memorie, non è mai un archivio di dati preciso, no? Anche queste figure non sono proprio l'esatta fotografia di quello che c'è stato, ma è una memoria, e questo ho giocato su questo anche per creare questa realtà virtuale. Quindi
Questo è il messaggio, insomma, che cercate di diffondere. Ce n'è un altro di video, anche questo molto interessante, perché riguarda le piante. Le piante che sono però invasive, le piante aliene, no? Cosiddette. Si parla spesso di questi argomenti anche in relazione agli animali, a certe specie animali che vengono importate e non dovrebbero, no? In qualche modo, alterano l'ecosistema locale. Esattamente. Allora, questo lo spiego un attimo prima di vedere il teaser, poi lo vediamo. Perché sostanzialmente piante invasive aliene importate spesso da noi, dall'uomo, anche in epoche passate. Allora, in questo caso, anche qui il cambiamento climatico cosa fa? Con l'alzarsi della temperatura aumenta l'invasività di queste specie, perché stanno meglio, si diffondono a alte latitudini e quindi sono più invasive. Quindi l'idea era parlare di questo aspetto del territorio sempre, a me piace giocare dove vivo, quindi qua, e siamo andati a raccoglierle, in questo caso era sempre verso il Fiumicello, la Foce dell'Isonzo, ma anche qua in Carso siamo andati, le abbiamo raccolte e poi abbiamo detto perché solo non presentarle e basta, ma facciamo sì che queste piante possano raccontarsi. E ho creato un circuitino dove attaccato alle piante, e se le persone toccavano queste piante, al tocco queste piante producevano suoni. In particolare l'idea è stata che suonassero degli strumenti musicali tipici dei propri paesi d'origine, quindi la pianta che arriva dal Giappone suonava il koto, piuttosto che altre dal Nord America erano dei canti dei nativi americani, e quindi era un po' questo. È stata una performance, quindi con suoni di questo tipo un po' particolari, però anche lì c'è stata la presentazione, si è capito che cos'è, è stato realizzato anche un piccolo libro artigianale di carta riciclata, insomma c'è anche questo è un modo anche questo di parlare di un problema. Di parlare, sono molto presenti, avete trovato tanti casi di specie aliene, forse anche questo non è molto conosciuto, questo aspetto. Sì, molte, allora, a parte l'Ailanthus che è ormai, insomma, sono ormai anche tutte queste, sono piante locali ormai. Ormai sì. Quello sì, poi c'è l'acacia, la famosa pseudoacacia nostra, che ormai è anche dappertutto, poi c'è stata questa giapponese, Reino Yutra japonica, molto bello, un arbusto con belle foglie, e anche lì da un anno all'altro che siamo tornati più volte per fare la performance in giro in regione, era quintuplicata l'estensione già nel giro di meno di un anno. E poi ce n'erano, c'è il gelso da carta per esempio, che è anche una bella pianta alla fine, e poi adesso non me le ricordo tutte. Però insomma ce ne sono parecchie. Sì, ecco, e come arrivano? Com'è che l'uomo riesce a portarle in posti diversi da quelli di nascita, diciamo così? Studiando un po' ho capito che tante cose sono state portate per bellezza proprio, cioè nei giardini botanici venivano importate delle piante che... Per esempio il gelso da carta era importato perché non facciamo carta, poi non serviva, non si è usato comunque, è rimasto. No? È rimasto qui. Sì, anche sì, ci sono queste dinamiche qui che proprio l'uomo fa senza poi magari rendersene conto. No? Anche qui ci sono dei danni che possono portare... Sempre minano la biodiversità. La biodiversità, sì. Quindi rischiano di in qualche modo soffocare quello che c'era prima. Sì, insomma, sì, perché sono invasive e resistono molto di più delle piante locali. No? E quindi, finché ci sarà magari un equilibrio, questo non lo so, però di base adesso è un'invasione. In questo caso però si può appunto prevedere un nuovo equilibrio magari diverso e non così svantaggioso per l'ambiente? Dipende, perché è poi possibile, quel però terreno è solo, se c'è un terreno e ci sono solo le stesse piante, non va bene per gli insetti, non va bene per l'impollinazione, per tante cose. È tutto collegato, no? Quindi, allora non so se possiamo vedere nuovamente questo video, anche questo lo guardiamo e poi ricommentiamo insieme.
Ecco qui, anche abbiamo sentito proprio i suoni, no, degli strumenti tipici dei vari paesi da cui provengono queste piante, che non sono delle nostre zone originali. Non vi siete spostati dalla regione, siete sempre rimasti all'interno, insomma, diciamo, della Bassa Friulana e del Monfalconese, no, anche del qua siamo andati anche il Carso, zona, sì, per Benicco, queste zone qua sopra, ecco, ma anche sopra Opicina. Sì, siamo rimasti comunque in regione, ma è dovunque, quindi sì. Ovviamente tutta la maestria poi del live è stata, che non ho menzionato, Andrea Gulli e Dobbia Lab, che è l'associazione con cui anche collaboro, ecco, di Staranzano proprio, di Staranzano, che collabora anche al Festival dell'Acqua. Dell'acqua, infatti. Sì. Quindi vedremo tutto questo, questo gli ultimi 2 video no, però il primo che abbiamo visto lo vedremo al Festival dell'Acqua, che ha un programma molto ricco, ne abbiamo già parlato più volte, ma Staranzano, insomma, è venuto in mente di fare questo festival dedicato all'acqua con scopi proprio di diffusione anche scientifica, no? Quindi è questo il vostro coinvolgimento principale, no? Sì, assolutamente, mi hanno chiesto proprio questo. Infatti il venerdì, il 12, sono stato chiamato a fare un breve intervento proprio su questa cosa dell'arte e scienza, sul modo di come fare comunicazione scientifica utilizzando linguaggi artistici e niente, parlerò un po' di questa commistione che per me è molto interessante, fondamentale. È vero, tra arte e scienza, no? La possibilità proprio di comunicare messaggi importanti. Per quanto riguarda l'acqua, tornando appunto al festival, in particolare appunto ci sarà soltanto questo intervento, però ci sarà anche il concerto finale, no? Dicevamo prima. È tutto insieme. Quindi il concerto sarà appunto immersivo, nel senso che abbiamo deciso di essere dentro i suoni, quindi sarà nella stanza della Sala del Bianco a Staranzano, ci saranno 4 speakers, 4 casse, noi in mezzo e il pubblico anche in mezzo, perché così si è circondati, insomma, dalla questione dei suoni, e verranno anche introdotti tutti i suoni prodotti dall'uomo e ovviamente sarà bello capire anche il fastidio che ci danno questi suoni rispetto a quelli naturali che percepiamo, no? Sì, e poi ci saranno delle riprese, delle proiezioni, videoproiezioni che curerò io, e anche lì saranno sia un po' di quello che avete già visto qui, e quindi la storia un po' di noi che siamo andati a pescare in laguna, i suoni, che è stato molto divertente, ma anche magari qualche restituzione un po' più artistica e evocativa, un po' di quello che è il suono. Secondo quella che è la vostra esperienza, è il pubblico dei giovani quello più attento a queste tematiche, o c'è interesse anche, insomma, in altre fasce d'età? Beh sì, no, allora l'interesse c'è, ma quando queste cose toccano il territorio e dove si vive, secondo me lì non c'è età. Non c'è età, e quindi nell'assorbire queste cose. Noi abbiamo respirato il Carso quest'estate scorsa, perché le ceneri sono arrivate fino a qui, no? Altro che, è vero. E quindi è qualcosa che non ci si può sottrarre, e credo che sì, da questo punto di vista non c'è nulla da dire. È vero, sono parole giustissime queste. Allora complimenti intanto per le vostre realizzazioni, in bocca al lupo per le prossime, e diamo appuntamento naturalmente al Festival dell'Acqua di Staranzano tra l'11 e il 14 maggio, proprio a Staranzano, un comune appunto dell'Isontino della provincia di Gorizia, che per la prima volta crea questo festival interamente dedicato alla risorsa dell'acqua da diverse sfaccettature. Grazie a Francesco Scarello, docente del Master di Comunicazione della Scienza della SISSA, per essere stato con noi. Torni a trovarci per le prossime realizzazioni, perché no? Grazie molte, e grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Trieste in diretta si ferma qui, grazie e buona serata. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.